Sindaco, oggi giornata di inaugurazione qui a Cisone di Valmarino con la nuova rotatoria. Ci può spiegare un po' l'entità di questo progetto e quali problematiche va di fatto a risolvere? Sì, è un'opera viaria di miglioramento della sicurezza stradale. Ci troviamo in realtà in quello che era prima l'incrocio dove ci sono la scuola elementare e la scuola dell'infanzia, la zona industriale, per cui zona particolarmente congestionata, soprattutto negli orari di punta. Oggi con la rotatoria abbiamo reso più fluido il traffico e l'uscita dal paese dalla zona industriale, ma abbiamo anche realizzato un rallentatore per quella che è la viabilità principale sulla provinciale. Mi piace ricordare che con questo intervento creiamo anche un passaggio pedonale in sicurezza che consente di raggiungere il cimitero e anche la ciclabile che porta a Mura e alle altre frazioni del territorio, quindi siamo un po' più vicini in termini di mobilità dolce. Un intervento che vede il confinanziamento della provincia per il 50%, quindi 280.000 euro, 140 il comune di Cisone di Valmarino e 140 la provincia. Contestualmente ai nostri interventi, grazie a una preziosa sinergia con Alto Trevigiano Servizi, è stato realizzato il troncone fognario di via 4 novembre e della provinciale fino a via 3 settembre, andando a risolvere alcune criticità che si erano presentate. Quindi grazie davvero alla provincia e Alto Trevigiano Servizi per il supporto.